Allora, buonasera a tutti, io sono Andrea Sperandio, sono di Mestre Mia e grazie a tutti coloro che si stanno collegando in questi minuti, in questi istanti sul gruppo di Mestre Mia. Cominciano le nostre dirette con delle rubriche molto interessanti. Quella di questa sera è Mestre, la città delle piante, giusto? È corretto il titolo? Sì, la città delle piante. Sì. Però il titolo di questa puntata è il seguente: i regali ambientali ed emozionali delle piante. Dunque, questa sera abbiamo Andrea Bigliotti che farà da moderatore e farà comunque una chiacchierata con l'architetto paesaggista, se è corretto dirlo, Gabriella Bondi, che molti conosceranno sicuramente. Volevo ricordarvi che oltre all'appuntamento di questa sera, il giovedì 5 novembre, 19 novembre e 3 dicembre ci saranno altri 3 incontri dedicati sempre al verde della nostra città. Saranno 3 incontri veramente molto interessanti. Vi invito tutti a collegarvi quando sarà il momento, ma comunque noi provvederemo ad avvisarvi per tempo e seguire questi incontri. Mi sposto, vado dove c'è la regia a far compagnia e ringrazio anche Francesco Brunello. Se volete accomodarvi, Andrea, grazie e benvenuta Gabriella. Eccoci. Adesso che siamo abbiamo seduti, il visore. ci alleggeriamo. Certo. Scusate. Ecco, benvenuti allora anche da parte mia all'avvio di questo ciclo di 4 incontri dedicato al tema delle piante. È un tema che nell'attività, nella vita di Mestre Mia è sempre stato molto presente, sia con delle iniziative che molti di voi anche hanno partecipato e vissuto di difesa, di promozione del verde della nostra città, sia anche con una frequenza molto elevata e intensa di foto postate da voi sul nostro profilo, che testimonia come ci sia un grande sempre impatto anche emotivo delle piante su tutti noi. Per questo abbiamo pensato di affrontare alcuni approfondimenti su questo tema, come anticipava Andrea. Il primo, quello di questa sera, sarà dedicato a alcune riflessioni su quello che appunto abbiamo sintetizzato come i regali delle piante. Poi ne faremo 2 per proporvi una conoscenza un po' più approfondita del patrimonio verde e arboreo in particolare della nostra città, uno i boschi di Mestre, una seconda puntata invece su i parchi, i forti, i giardini e i viali, diciamo, e fine un ultimo di approfondimento su alcune problematiche relative alla cura di questo patrimonio, dalla manutenzione al suo accrescimento con nuove piantumazioni e alla sua valorizzazione. Bene, come aveva già anticipato Andrea, questa sera a dialogare con noi c'è l'architetto Gabriella Bondi, che vi vado sinteticamente a presentare. Scusatemi, ma leggo perché è più comodo una sintesi del ricco curriculum dell'architetto. L'architetto Bondi lavora come paesaggista e progetta giardini, parchi e terrazze, occupandosi inoltre di restauro del giardino storico. Ha curato importanti progetti di orto-giardinoterapia di tipo sociale. Tra i più significativi: ha ridisegnato parte degli spazi di una tenuta agricola di una comunità di recupero di ex tossicodipendenti sulle colline toscane, collegandone i 3 castagneti a una rete di sentieri CAI. Ha ideato giardini in corsia, rivolto ai bambini del reparto pediatrico dell'ospedale Cafoncello di Treviso. A Venezia ha curato il bio-orto Scuola Angelo Raffaele. È coautrice del testo I giardini veneziani, guida per veneziani distratti, forestieri illuminati e giardinieri appassionati, di cui ha redatto parte dei testi e disegnato tutte le mappe.
conduce, questo mi permettete, mi ha molto appassionato, conduce passeggiate in parchi, giardini, boschi e contesti naturali, applicando il metodo dell'osservazione attiva goethiana, che coinvolge l'uso di tutti i sensi umani. Tiene corsi teorici e pratici di storia dell'arte e del paesaggio e di progettazione del giardino secondo i principi della coltivazione ecologica. Bene. Un sacco di cose. Complimenti, sono molto contenti che sei con noi questa sera. Partirei da un aspetto ambientale. Si sente spesso parlare dell'obiettivo planetario di piantare miliardi di alberi, nel frattempo smettendo di distruggere le foreste che ancora abbiamo, per combattere i cambiamenti climatici. Questa che sarà un po' la sfida del secolo, ahimè. Quindi il ruolo delle piante e degli alberi qual è? In poche parole. Sì, chiaramente. Allora, è un ruolo, sono un po' i nostri fratelli verdi, i nostri fratelli vegetali, diciamo, sono un po' così. Ci sono questi grandi progetti, adesso il più grande, il più famoso di tutti quanti, attraversa tutta l'Africa e stanno facendo una cintura verde a ridosso del tropico del cancro, proprio per interrompere l'avanzamento del deserto che sta impoverendo e che ha impoverito da secoli tutto il continente. Però noi nel nostro piccolo della pianura padana, anche noi abbiamo un inizio di desertificazione che è già in atto, è un processo purtroppo in atto già da diversi decenni. I biologi, gli studiosi di scienze naturali lo sanno, insomma non sto facendo uno scoop, è una cosa, diciamo, sono cose che si sanno. Avere degli alberi, noi sappiamo che di solito è più facile piantarli e molto meno mantenerli, tenerli in vita, tanto che appunto molto spesso sì, ci sono queste campagne in cui tutti piantano tanti alberi e facciamo tutti una bella figura, poi dopo ci dimentichiamo che esistono e piantine che sono così e che avrebbero bisogno per i primi anni di essere curate, di essere mantenute, fatte crescere, vengono lasciate a loro stesse e quindi inevitabilmente muoiono. Però questo è anche perché un'amministrazione deve rendere conto poi ai propri cittadini di costi che non sempre sono apprezzati. Il costo della manutenzione della vegetazione, del patrimonio vegetale di un comune, insomma, nessuno lo vuole pagare, purtroppo, e questo è. E probabilmente perché non conosciamo il valore di avere degli alberi. Noi sappiamo che modificano il clima, che fanno tanto bene, ed effettivamente probabilmente erano cose che sapevano anche dall'antichità, perché già nel Medioevo c'erano i benedettini piantavano lungo il litorale delle pinete oppure dei piccoli boschi. Questo perché si riuscivano a creare una condensa con l'incontro delle aree calde e delle aree fredde, riuscivano a trasmetterlo fino all'entroterra più profondo. Si può parlare di oltre 600 km, cioè una foresta litorale può arrivare a alimentare a oltre 600 km dalla costa, perché si crea questa, ma ci devono essere nel mezzo dei piccoli boschi, delle siepi alberate, delle formazioni, diciamo, di vegetazione che, diciamo, fanno come una staffetta e portano portano appunto questa colonna di acqua che viene succhiata dal terreno, la portano in atmosfera, poi si condensa, si formano le nubi, queste nubi girano, poi vanno a irrigare, diciamo, le pianure.
Questo era una cosa che faceva parte del sapere istintivo. Adesso noi diciamo è una scoperta di una scienziata russa di pochissimi anni fa, Makarieva, si chiama Natasha Makarieva, e ha scoperto proprio l'importanza della foresta costiera. E quindi in realtà le piante ci modificano un clima e ce lo rendono fertile, ce lo rendono abitabile, fanno piovere. Tanto per proprio riassumere molto, perché addirittura i boschi invece di conifere, quelli che sono sulle Alpi in alta quota, modificano a loro volta il clima e anche loro riescono a creare più condensi ancora, grazie a questi terpeni, che sono delle sostanze all'interno insieme degli oli essenziali che loro producono, e sono talmente leggere, talmente fini, che salgono in atmosfera molto velocemente, e quindi essendo fatte di sostanze che sono molto caloriche, diciamo, incontrando l'aria fresca in alto fanno condensare anche loro il vapore. Ma non è solo quello, perché se noi dicessimo se è solo per utilità va bene, ma l'utilità degli alberi è un conto, ma fino a un certo punto, perché poi l'ossigeno prodotto dagli alberi, noi sappiamo che producono tanto ossigeno, poi abbiamo tutte le tabelle di quanto ossigeno produce ogni specie, sappiamo tutto, ormai tutte queste cose le sappiamo, noi le mettiamo in pratica ma le sappiamo tutte. E quindi abbiamo quello che voglio dirvi è che il produttore grande di ossigeno è soprattutto, in realtà sono soprattutto gli oceani con le loro alghe, che ne producono quasi il 90%. Quindi gli alberi in realtà ci servono ma ad altre cose. Gli alberi sono amici della nostra anima, sono appunto i nostri fratelli e fanno parte, sono come dei capelli della Terra, delle fusioni della Terra, e la Terra è l'unico pianeta a nostra conoscenza che ospita la vita, l'unica casa della vita. Sì, c'è solo un pianeta, diciamo. Sì, ne abbiamo uno, nemmeno che ce lo teniamo buono. Sì. Senti, questi sono appunto alcuni flash su benefici a scala planetaria, per l'appunto, certo. No? Entrando diciamo negli ambienti urbani ci sono dei benefici più specifici? Sì, sono specifici, anche quelli li abbiamo già calcolati, vanno dalla scala più piccola, tipo appunto la casa, e quindi tutta la capacità che hanno alcune piante semplicemente di sintetizzare e di assorbire formaldeide e tutta una serie di tossine di cui le nostre case sono piene. Abbiamo tutti il computer, abbiamo tutti quanti mobili di plastica, e quindi questi emettono sostanze che in realtà possono essere assorbite dalle piante. E poi esistono anche piante che emettono ossigeno anche di notte, per esempio. Questo è un metabolismo, si chiama CAM, ma insomma si può lavorare dalla scala più piccola e arrivare fino al bosco, ai boschi urbani. Allora, se noi quindi dalla scala piccola al piccolo giardino fino al parco, poi fino al bosco urbano, possiamo in realtà disegnare un paesaggio, possiamo disegnarlo e non accontentarci neanche solo del bosco, perché attorno al bosco possiamo avere anche tutta una rete di siepi campestri, di siepi miste, che arricchiscono tutta la biodiversità. Il bosco è già un organismo molto complesso, il bosco naturale. Noi adesso in questo caso come bosco urbano parliamo per esempio il bosco di Mestre, questo è un bosco dell'Osellino, parliamo di boschi diciamo che sono oramai il frutto di un intervento umano. Ci vorranno molti anni, perché un bosco da solo e quelli spontanei, lì le piante si autoregolano, hanno una specie di climax e hanno anche
sotto al terreno le piante riescono a comunicare tra di loro, per cui attraverso le radici, attraverso i filamenti lunghissimi delle ife dei funghi, riescono a stabilire se sta passando un predatore, se un albero sta male. Addirittura c'è una relazione di mutuo soccorso. Noi potremmo imparare moltissimo dal mondo delle piante. È un mondo molto democratico, è molto orizzontale, diciamo, e c'è questo soccorso mutuo continuo. Un albero sta male, non riesce più ad avere abbastanza nutrimento, addirittura viene o proprio tagliato o prende un fulmine, però lo stesso il moncone che rimane riesce ad essere comunque alimentato da tutti gli altri alberi della stessa specie che si trovano attorno. Questo per me è commovente. Del nostro obiettivo di bosco urbano, in realtà noi possiamo appunto disegnare un paesaggio, ma un paesaggio nostro, proprio del luogo, che ci identifica. Noi abbiamo come, diciamo, modello ideale, quando pensiamo in Bosco di Mestre, per gli antichi era l'antica selva petontea, cioè la selva di Fetonte. È un vecchio mito ed è appunto Fetonte, detta in breve, voleva guidare il carro del sole. Il sole, insomma, riesce con una specie di inganno a ottenere questa concessione di poterlo fare, e poi ne combina di tutti i colori, quindi viene incenerito da Giove e da Zeus, perché ne stava incendiando il cielo, la terra, ne stava facendo di tutti i colori, quindi per fermarlo viene incenerito e quindi precipita giù nelle acque. Le sorelle, che erano le Eliadi, erano talmente addolorate per la perdita del fratello che furono trasformate dalla pietà degli dei in pioppi. E si pensa che appunto gli antichi identificavano nel bosco di Carpenedo, quello che c'era prima, quello che è andato poi distrutto, che si pensava, nell'immaginario si pensava che quella fosse la selva di Fetonte, dove Fetonte era caduto, e lì c'erano appunto le sorelle in tutti i corsi d'acqua che c'erano attorno, che appunto erano state trasformate in alberi. Quindi c'è questo tipo di disegno, però un albero o una serie di alberi in sé per sé, proprio come idea, ci comunica bellezza, ci comunica armonia, ci comunica anche tutto un mondo che noi non conosciamo, che spesso respingiamo, che è un mondo animale, quello degli insetti, quello degli animaletti che lo abitano dentro la corteccia, tra le foglie, tra le radici. È un mondo di sapori, di profumi, di odori, e ci dà il ritmo della stagione. Questo dà il ritmo. Io ho lavorato anche per delle comunità di extra-tossicodipendenti, insegnavo proprio ai ragazzi a diventare, nei corsi di formazione professionale, a diventare giardinieri. E la cosa che loro dicevano, perché appunto erano comunità, di solito in posti sempre piuttosto lontani, poi vengono subito messi a lavorare a terra, i ragazzi quella è l'occupazione che loro fanno dalla mattina alla sera. E loro, la prima cosa che mi dicevano, sai che intanto che non sono venuto qua, non sapevo che cosa fossero le stagioni. Per me il giorno e la notte erano uguali. E ho scoperto una cosa incredibile, e loro, attraverso anche questo lavoro e molto di più, perché c'è molto lavoro da parte degli operatori, però molti riescono a prendere il ritmo della natura, del passare delle stagioni e della morte, da cui poi nasce la vita e poi dopo che ritorna la morte, cioè è proprio un vero ciclo, è una saggezza che viene trasmessa, però questo è terapeutico, è migliore di qualunque altra medicina, e dà questo ritmo continuo. Questo lo possiamo avere anche noi.
allora ti ho lasciato per fare questo. No, ma figurati, perché era anche insomma, affascinante seguirti. Ma diciamo in questo percorso, per esempio, parlato di pioppi, sì. Quindi si può intuire che ci sono, allora, conosciamo che sono varie specie di alberi e quindi in qualche modo anche nella costruzione del verde urbano sì. si possa intervenire in un certo modo, scegliendo specie di un certo tipo per favorire questi benefici che ci vengono proposti. Sì, più che altro perché alcune piante diciamo che in natura spontaneamente crescono insieme, cioè formano una specie di sinergia. Per esempio, vi faccio un esempio così, noi abbiamo molte acque qua, ancora abbiamo l'Osellino, abbiamo il Marzenego e comunque succede che molto spesso noi vediamo che davanti a tutti in un corso d'acqua per esempio spesso ci sono i salici che hanno delle radici molto particolari e che tengono le rive, cioè le contengono, fanno proprio una rete di protezione. Poi immediatamente dopo ci sono gli ontani e gli ontani hanno invece più un compito di vitalizzare la terra perché al loro interno le loro radici hanno ospitano dei noduli, cioè dei batteri, degli azotobatteri, cioè fissano l'azoto. Dove c'è molta acqua, il terreno è costipato d'acqua perché vicino a una riva, c'è poco ossigeno e quindi non si riesce a sfruttare l'azoto perché non si riescono a innescare determinate reazioni batteriche e quindi sì, i processi, scusami, e quindi arriva lontano che invece ha gli azotobatteri e quindi comincia già a fertilizzare la terra. Immediatamente dopo ci sono i pioppi, i quali hanno invece la funzione con delle radici lunghissime, pensate che un pioppo può avere una radice anche di 27 metri di diametro, quindi sono delle cose incredibili, perché loro hanno la funzione di distribuire dietro nella terra l'umidità che c'è nel terreno della riva, quindi è veramente un gioco di squadra. Allora ci sono molte scuole di pensiero, anche lì ci sono i forestali che hanno soprattutto una visione, insomma, e gli agronomi un'altra, gli architetti un'altra, così siamo tutti d'accordo. In realtà dovremmo lavorare tutti insieme, cioè parlare, no, perché in realtà nessuno ha la verità in tasca, è molto bello invece quando c'è uno scambio e si può lavorare insieme perché è molto fecondo da parte di tutti. E quindi quando si scelgono delle specie sarebbe molto meglio sceglierle amiche o che comunque vivono in simbiosi. Noi abbiamo molte specie che sono cosiddette, ormai sono esotiche, facciamo finta, adesso provocazione, prendiamo le magnolie, quelle con le foglie persistenti. Credo che tutti conoscono le magnolie. Tutti quanti, ma appunto ho scelto una specie conosciuta e quindi dico questa però in realtà viene dalla Florida, viene dal Nuovo Mondo. Fu l'abate Farsetti che a metà del Settecento la portò proprio in Europa, la portò a Santa Maria di Sala qua, nel suo giardino botanico, quindi tanto per dare un'idea. Però per esempio noi sappiamo che lei, questa è un albero che spesso è nello stesso habitat del liriodendro, un nome strano, però insomma è un albero che adesso in questa stagione si fa notare molto perché ha delle foglie così a 5 punte, molto puntite e molto colorate, e sono i colori forse più appariscenti che si possono trovare. Adesso? Sì. In autunno. E quindi ne troviamo, sarebbe per esempio il caso di farli lavorare insieme loro due, visto che stanno in questa maniera. Poi ci sono invece alberi che vengono messi insieme dalla tradizione, come la quercia e invece il tiglio. Questo poi perché era un simbolo così
un simbolo di amore coniugale, di armonia e anche di senso di religiosità, ma nel senso del sacro, non di una religione, perché c'è proprio un mito antico che viene raccontato da Ovidio, ma il mito è più antico perché è greco, e quindi c'erano questi due personaggi che erano due vecchietti che accolgono, soliti, che accolgono questi due viandanti che erano, sì, che nessuno in paese aveva voluto, e loro invece li accolgono benissimo, offrono tutto quello che loro avevano, sebbene fossero poverissimi, abitassero in una casetta di fango, ma in realtà, e qui le oche non sono cose oche, in questo caso l'oca che loro volevano sacrificare si rifugia tra le gambe di questi viandanti perché riconosce in loro Giove e Mercurio, i due dei che si erano presentati alla loro tavola. E quindi loro verranno trasformati, chiederanno gli dei, una volta che andranno via, trasformeranno intanto la casetta in tempio e poi chiederanno un desiderio che vorrebbero loro, e loro come desiderio espressero di potersene andare via da questo mondo nello stesso istante. E così, quando venne il momento, loro si sedettero sui gradini del tempio dedicato a Giove Zeus, e lei, Filè Baucide, si trasformò in Tiglio, e invece Filemone, appunto lui, fu trasformato in quercia. Molto spesso si trovano anche in natura. I miti sono molto speciali perché raccolgono delle verità e le raccontano con un linguaggio che è quello della fiaba. Però noi possiamo comunque giocare anche con queste emozioni, con questa emozionalità, perché noi vediamo la quercia ha questa forza, effettivamente è molto virile se vogliamo, mentre il Tiglio è un po' una protezione. Un tempo... Quindi scusami, adesso ci stai portando negli aspetti estetici, nei benefici emozionali. Emozionali, no? Se volete, però come dicevo appunto, comunque quercia e Tiglio sono una buona associazione anche biologica. Perché il mito non tralascia niente, in realtà c'è tutto dentro. E quindi, non so, nelle piazze del villaggio, dei villaggi del Medioevo, c'era il Tiglio, spesso, soprattutto anche da noi, anche nella Val di Fiemme. E c'era lì il consiglio, riuniva il consiglio dei saggi, degli anziani, perché erano gli anziani una volta i saggi. Oppure in alcune parti, in Francia usavano spesso l'olmo, ma comunque insomma... mi pare che sono tutte specie che abbiamo, diciamo, ben presenti anche nella nostra città, no? Sì, noi ne abbiamo di diversi tipi. Per esempio, se prendiamo un viale alberato, il più famoso di tutti, che è viale Garibaldi, insomma, non sarebbe la stessa cosa senza i tigli, senza questa immagine. È nato per tenere in sé, per contenere i tigli, non è che glieli hanno messi dopo perché era diventato largo e non sapevano cosa fare. Era un'altra faccenda. Quello era il Gran Viale, ma era anche il luogo dove facevano correre i cavalli. La rotonda era proprio il rondò, era il giro dove facevano il giro e tornavano poi indietro. Questo siamo già nella metà dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento. C'è tutta una cosa, però appunto noi con i nostri boschi, con i nostri parchi, con i nostri siepi, possiamo in realtà disegnare un territorio e farlo nostro, cioè dargli un'identità, perché è importantissimo quella di avere un'identità di un luogo, che non deve essere un luogo uguale all'altro. Non possiamo piantare platani dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta. Ogni posto ha il suo e ogni posto si caratterizza, ha i suoi odori, i suoi colori, e le persone ricevono anche questa immagine identitaria, perché è un dare e un avere, e in realtà è quasi inconsapevole che avviene questo scambio meraviglioso, oltre ad avere l'ossigeno,
ad avere l'abbattimento delle polveri sottili, ad avere un luogo dove fare attività sportiva all'aria aperta e tutte le attività aerobiche che ci fanno bene, e a migliorare la nostra salute in questo senso. Però la nostra salute, la nutrizione, non passa solo attraverso quello che ingurgitiamo, ci si nutre con gli occhi, con le orecchie, con il naso e anche con l'anima, c'è un nutrimento anche dell'anima. Senti, adesso ti porto su un lato Benissimo, invece allora, un po' più sono a abituata volte... a saltare. No, siamo sempre lì, ma dopo che abbiamo parlato così tanto di cose, diciamo, sia tra virgolette utili, sì, con l'aria pulita, l'ossigeno, eccetera, e diciamo piacevoli, diciamo così, a volte ci sono anche aspetti meno piacevoli, no? Sì. Nell'ambiente urbano, diciamo, il polline, le radici che ti fanno camminare male, sì. ecco, Sconnettono le ecco, pietre. esatto, no? Allora cosa possiamo dire di questi aspetti nell'ambiente urbano? Beh, allora, come dire, quando uno ha un bambino non è che quando comincia che è sporco si butta via tutto. Cioè, qualcuno delle volte lo vorrebbe anche fare, però insomma non si fa, si tiene il bambino, si può imparare comunque a gestirlo. Per esempio si possono evitare, dove possibile, quegli errori di progettazione. Ci sono, appunto, prima parlavo dei pioppi, hanno queste radici così esuberanti e questi divelgono qualunque recinzione, qualunque piazzale, può saltare tutto. Questi non mettiamoli, per esempio, non li mettiamo nemmeno, non mettiamo le salicacee, loro sono salicacee con i salici e altre piante, cioè di altre specie che hanno una impollinazione anemogama, si dice, che cioè vengono impollinati soprattutto dal vento, quindi ci sono molti pollini. Non dico di non usarli, però magari non li mettiamo nei cortili della scuola. Hanno una crescita molto rapida, ha fatto grande successo soprattutto con Napoleone. Però voglio dire, noi sappiamo che appunto ci sono bambini che potrebbero avere, o persone, non so, vicino a un ospedale, a una casa di cura, persone che potrebbero avere delle allergie ai pollini, quindi magari possiamo usare delle specie che invece vengono impollinate dagli insetti e quindi ovviare questo problema. Mettiamo dei tigli, per esempio, che sono anche una bella tenuta, sono ben stabili. In questo caso abbiamo le api. Se abbiamo paura delle api, bisogna che a questo punto però ci pensiamo sopra, cioè facciamo una riflessione, perché noi dobbiamo rivedere in qualche modo il nostro rapporto con la natura. Ci siamo scollati, staccati dal mondo naturale, era un passaggio evolutivo probabilmente che dovevamo effettivamente fare, però adesso bisogna anche ricucire questa cesura, questa ferita, e lo sappiamo perché anche noi usiamo alberi o usiamo giardini a scopo terapeutico. Gli americani, che misurano tutto, hanno anche misurato che nei loro ospedali dove c'è un giardino, diciamo cosiddetto curativo, i tempi di ricovero sono molto minori, perché c'è tutto, effettivamente c'è un beneficio che può essere anche materializzato, misurato. Però se noi rivediamo anche un po', recuperiamo anche questo rapporto che abbiamo con la natura e quindi cominciamo a vedere gli alberi con i loro doni, anche quelli meno carini, come un bene comune, ma possiamo anche rivedere il nostro concetto di sporco, per esempio. Per molti adesso toccare la terra è una cosa sporca, anche capisco la terra di un'aiuola in mezzo a un traffico, però sedersi sull'erba, io in giro anche da poco tempo fa con 3 amici,
No, ci vuole il plaid e non ci si può mettere a sedere, ma scusa, c'è il sole, è bello e siamo in un parco, eravamo a Villa Tivane, ma ci si mette, è una cosa che ottendiamo, è una specie di paura, ma è una paura perché semplicemente non siamo abituati più a farlo. Ci sono, dobbiamo usare delle accortezze nel tipo, nella specie che si utilizzano, e rimparare anche certi rapporti più naturali. Io trovo di sì, sono un bene comune gli alberi, cioè non sono... Adesso ti suggerisco, scusami, ma anche il nostro tempo lo sai. Ma io lo sai, te l'ho detto che ti ho pregato di fermarti. A proposito di bene comune, noi abbiamo intitolato questo ciclo La città delle piante. Sì. Io ho seguito Stefano Mancuso, quindi diciamo un grande che è anche un modo, e non l'abbiamo chiamato le piante della città, perché mi ha colpito molto che è anche un modo di riconoscere il fatto che sono esseri viventi e che appunto si parlava di un unico pianeta, e in questo pianeta siamo tanti esseri viventi, no? Ecco, un senso di rispetto, quindi come praticare questo rispetto verso le piante, in particolare nell'ambiente urbano? Ma in particolare possiamo per esempio chiedere alle nostre amministrazioni di poterle coltivare e di fare manutenzione con il metodo biologico. Non è così impossibile, ci sono amministrazioni come quella bolognese che la stanno applicando già da parecchi anni con successo e anche con una certa soddisfazione da parte dei cittadini. Se noi consideriamo che un diserbante può danneggiare un pezzo di terra fino anche a 7 anni, i danni si possono ritracciare fino a 7 anni e noi di diserbanti ne usiamo tanto, si può usare magari un pirodiserbo, in questa maniera non viene utilizzato un veleno che poi continuerà e che poi finisce in falda, che poi dopo berremo, ci sono queste cose qua. Possiamo scegliere per esempio delle piante in certi posti che sono piccoli, come per esempio un giardino o anche un giardino pubblico o privato, possiamo scegliere delle piante che possono essere in proporzione. Quindi gli alberi, i forestali li classificano in prima, seconda e terza grandezza. Allora, prima grandezza, grande, quercia, pensiamo alle cose molto grandi, ma di terza grandezza, cioè che crescono molto, molto meno, molto poco, non so, ci sono certi piccoli, certi ciliegi, soprattutto quelli ornamentali, ci sono dei peri, ci sono i mirabolani, sono meravigliosi tra l'altro, e quindi più si conoscono, più si riesce a usarli, quindi anche in certi posti basta mettere quello che serve. Poi altrimenti succede che si mettono i giganti, gli elefanti in giardino e poi succede che vengono giù, perché la distanza tra il muro della casa e il tronco, man mano che cresce, il tronco comincia a diventare sempre più storto, poi passano quelli della luce, gli operai della luce, poi devono fare le tubazioni, quelle del gas, poi c'è la fibra, e tutti passano e tagliano un pezzo di radice, ma le radici servono, quelle superficiali, per nutrire la pianta, invece noi così gli tagliamo anche i viveri, e quelle di profondità servono invece per ancorarla al terreno, c'è questa gerarchia. Ma poi ce ne sono alcune che invece ne hanno molte superficiali, come i cedri, ne è caduto uno da pochi giorni fa, che appunto taglia e ritaglia, questo poi alla fine è quello che gli succede. Non andava probabilmente messo un albero di prima grandezza in un posto così stretto.
Quindi il rispetto è sia nella manutenzione che nella decidere che cosa nella il problema della progettazione. progettazione è che sì, è vero che è costosa, la progettazione oggettivamente è costosa, se fatta bene è costosa. A parte che sarebbe anche meglio che fosse una progettazione partecipata, anche e soprattutto perché si tratta di verde, perché si tratta di vegetazione e perché appunto la comunità deve essere consapevole che ci saranno poi comunque dei costi di manutenzione, però è proprio come principio. E poi però in realtà è costosa all'inizio, però in realtà diciamo che ammortizza bene, perché poi caleranno i costi per le potature, perché non ci sarà bisogno di potare così tanto, caleranno i costi della manutenzione e quindi nel tempo non solo si ammortizza, ma addirittura può essere virtuoso, cioè può fare risparmiare. Bene, Se fatto bene. No, il tempo carità. nostro è un po' tiranno. No, ma va bene, fermatemi, ti propongo un ultimo quesito che sì. mi pare anche un bel quesito per lasciarci. Ho iniziato richiamando come tanti di noi fotografano alberi e postano le immagini, quindi l'aspetto emozionale è sicuramente presente in tutti noi, no? Sì. Qualche suggerimento o consiglio per imparare ad apprezzare meglio, a godersi meglio questi alberi, queste piante? Ma si conosce, cioè si vede solo ciò che si conosce, quindi più impariamo a conoscere una pianta o le piante e più le apprezziamo e più sappiamo il loro valore reale. Questo è un principio, diciamo, messo così, scatolato. Il mondo vegetale ci dà l'immagine vivente quasi di una natura, poi il mondo animale ci dà addirittura qualcosa in più perché ci aggiunge le emozioni, però se noi ci fermiamo a questo al mondo vegetale, noi sappiamo che è quello che rappresenta quello che è la vita. E noi possiamo anche nel nostro piccolo pensare appunto a rapportarci con il nostro ambiente locale. Per esempio possiamo cominciare a pensare di non volere il famoso prato all'inglese, che è costosissimo tra l'altro. Noi abbiamo una tradizione che è italiana, poi anche veneta soprattutto, sono i prati fioriti all'italiana, sono prati fatti di fiori. Se ne volete vedere alcuni belli, ce ne sono proprio alla Villa Reale di Stra. Costano molto meno, hanno una manutenzione molto inferiore e quello che cresce, che spontaneamente cresce, come anche il fiore del tarassaco, che è la disperazione di tutti i giardinieri, è ben accettato. Non solo, possiamo raccogliere i boccioli e mangiarceli come capperi, perché si usano anche questi. Cioè è un rapporto che deve diventare molto sensibile, cioè deve usare anche i sensi, per cui io un giorno ho portato delle persone in un parco e c'era un albero di more, che erano tutte mature, cadevano, nessuno le raccoglieva, nessuno osava, perché non le conoscevano. Le persone ormai spesso non conoscono i moreri che sono i nostri, dei nostri posti. Come li ho mangiati, perché ho dovuto mangiarli. Non si fidavano. No, visto che ero viva e che ero anche molto soddisfatta, hanno cominciato, non riuscivo più a tirarli fuori, erano tutti attaccati. Ecco, cioè, questo, lo so, è l'aspetto più ludico, più giocoso, però se noi anche cominciamo con i bambini ad educarli in questa maniera, abbiamo un tipo di rapporto con la natura che è molto diversa. Cioè non stiamo solo a pensare che ci sono i pollini, che le radici, e che le foglie morte ingombrano e poi fanno scivolare, poi cominciamo ad avere invece un senso amichevole, cioè sono veramente i nostri fratelli verdi, i nostri fratelli vegetali.
Dobbiamo pensare una cosa, io lo vorrei dare così come chiosa finale, che l'umanità è nata in un giardino. Se uno prende non solo la Genesi, ma anche tutti i testi sacri più antichi di tutte le culture del mondo, c'è sempre questa immagine dell'uomo che nasce all'interno di un giardino, che o è un'isola o è solo un giardino, però comunque è sempre un giardino. L'umanità nasce lì dentro, non nasce in un altro posto. Quindi noi questa immagine di questo giardino ce lo dobbiamo portare e poi renderlo concreto, trasformare la nostra terra in un giardino. Gilles Clément diceva che appunto ormai parlava del giardino planetario, perché ormai la nostra terra è il luogo della vita, è il luogo appunto del giardino. E tanto che ci sono, faccio l'ultima citazione a Prévert, e Jean Prévert, in una poesia bellissima sugli innamorati di un parco di Parigi, del parco Montsouris, e dice sì, e loro sono sulla terra e la terra è un astro. Quindi noi siamo un astro vivente. Bene, ti ringrazio molto per questa galoppata affascinante, e ringrazio tutti quelli che hanno seguito la trasmissione, e l'appuntamento è alla prossima puntata, diciamo fra 2 settimane alla stessa ora. Arrivederci. Arrivederci.